Sigma. Welcome to Nightlife Sessions. Mixando DJ Sigma. Sigma. This is Nightlife Sessions. DJ Sigma. Mixa la tua musica. DJ Sigma. In the mix. Play the music. Welcome to Nightlife Sessions. You're listening to Nightlife Sessions with Sigma. This is Nightlife Sessions with me, Sigma. Ciao a tutti, benvenuti a Nightlife Sessions dal sottoscritto Sigma. Questa settimana ho preparato per voi brani di grandi nomi come Beyer, Umek, Belocca, anche Tempo Giusto, Steve Dekay e tanto altro, incluso un brano del sottoscritto. Ma iniziamo con Dobrafaza, il brano si intitola You e questa è la versione remix di Mariano Ballejos. Sigma. Ciao, in console. Sigma. Questo è Welcome to Nightlife Sessions. Nightlife Sessions. All I need is you.
E questo era Mariano Ballejos, un DJ producer argentino che ha avuto anche, vabbè, lo dico con egocentrismo, dai, l'onore di remixare me e il mio brano insieme a Dan Hathaway qualche anno fa, e devo dire che è andato avanti mostrando il suo talento con il remix di questo Dobrafaza You. Andiamo avanti, allora, step 2, secondo gradino di questa puntata, arriva Cubicore con Silent Night. La notte. Escucha Nightlife Sessions. Nightlife Sessions. Silent Night, sembra il titolo di una canzone di Natale, no? Bianco Natale, vabbè. Era Cubicore su Flashover, l'etichetta di Ferry Corsten. Allora, grandi nomi, una botta dietro l'altra. Arriva Adam Beyer che ci dimostra, insomma, di poter fare della buona musica elettronica senza per forza essere legato in maniera così diretta alla techno, anche se, insomma, comunque è importante che sia buona musica a prescindere dal genere. E sta uscendo il suo album ed è uscito questo brano che si intitola The Distance Between Us.
Sygma, and you're listening to Nightlife Sessions. The Distance Between Us, la distanza tra di noi, di Adam Beyer, in arrivo appunto questo album. Non sono aggiornato se è già uscito o no, ma in ogni caso il sound sarà elettronico, dance in generale, a prescindere dalle definizioni di genere. Andiamo avanti con un altro nome, un altro dei capisaldi della techno mondiale di sempre. Lui è Umek, stavolta insieme a Keros, e questo brano si intitola Until Morning. Loud the crowd keep calling. The energy right and the DJ balling. The bass drum loud and the crowd keep calling. The energy right and the DJ balling. The bass drum loud and the crowd keep calling. The energy right and the DJ balling. The bass drum loud and the crowd keep calling. The energy right and the DJ balling.
Sygma. Roma, Italia, Sygma in the mix. Until Morning, fino al mattino di Umek e Keros, qui su Nightlife Sessions, episodio 371, e arriva il sottoscritto, il momento del sottoscritto. Siamo in una fase con la B-Noise Records in cui praticamente ci stiamo mettendo a fare remix di nostri brani vecchi, siamo ispirati in questo periodo. Quindi arriva questo Sergio, Marini e Luke, il brano si intitola EMPUXO, cioè spinta, botta in portoghese, e questa è la nuova versione 2025.
techno, emozioni. Stai ascoltando Nightlife Sessions. Era EMPUXO di Sergio, Marini e Luke, del sottoscritto con il mio vero nome insieme all'amico fraterno Luke. La versione semplicemente l'abbiamo chiamata Remix 2025, ma arriveranno altri brani rifatti, riremixati a breve. E per ora ci accontentiamo di ascoltare il nuovo di Sian e Hiroko Yamamura, si intitola Demons. Mix in the mix. Musica. Sigma. DJ Sigma. And you're listening to Nightlife Sessions. Like fire.
circuits and wires. 909K gets increasingly higher. Burning inhibitions at the limits of desire. The bass line ripping through the speakers like fire. In a labyrinth of circuits and wires, 909K gets increasingly higher. Burning inhibitions at the limits of desire. The bass line ripping through the speakers like fire. Circuits and wires, 909K gets increasingly higher. Burning inhibitions at the limits of desire. The bass line ripping through the speakers like fire. Demoni, va che brutto. Cioè, i demoni, vabbè. Sian e Hiroko Yamamura. E andiamo avanti. Nightlife Sessions, episodio 371. Arriva Metodi Hristov che ultimamente continua con questo. Viene etichettato ancora come techno, però fondamentalmente possiamo dire sia trance, possiamo dire sia EDM, sia comunque buona musica. Il brano in questione si chiama HOAX. Questions look
In console. DJ Sigma. SYGMA.it. Eh sì, siamo in quest'epoca in cui definire techno qualcosa, però 10 anni fa o anche 20 anni fa l'avremmo definita trance o comunque, non so, elettronica in generale. Vabbè, era Metodi di Hristov con HOAX, e così come i prossimi brani, per esempio questo che arriva di Pleasurekraft insieme a Paula van Klar, che si intitola Seduction. Sygma.it. Play. In console. Nightlife Sessions.
your mind. Era SEDUCTION di Pleasurekraft e Paula van Klar. State ascoltando Nightlife Sessions, io sono Sigma H Sergio Marini, visto che vi ho passato un brano con il mio vero nome, e il brano invece che vi presento adesso è il nuovo di Belocca, che si chiama HYSTERIA, con la H, proprio come il vecchio storico club romano famoso tanti anni fa. This is Nightlife Sessions. Ritmo. Me, Sigma. Diretto da Roma, Italia.
Era Hysteria, vabbè, come appunto il nome di un famoso club di qui di Roma di tanti anni fa. Il nuovo di Belocca. Arrivano adesso Ozgun e Jake Ryan con un brano che ha un titolo, vabbè, un po' già risentito, però vabbè, non c'entra niente con quello storico, Infinity. Infinity di Ozgun e Jake Ryan. Ancora 3 brani e poi ci salutiamo per questa settimana. Il prossimo che arriva è Tempo Giusto, che non è un progetto italiano e vabbè, ci piace così. Il titolo del brano che hanno proposto, che questo progetto propone in questo periodo, si chiama Slave to the System. Make the decision to enjoy life. To be bigger than regret, frustration and anger. Be the bigger person
Be what you always wanted to be. Take on new challenges. Evolve into a better human being. Make mistakes but learn from them. Take defeats as victories. Try not to be part of the herd. Choose to be who you really are. And do not be a slave to the system. Be the human of your dreams. Era Slave to the System di Tempo Giusto, ancora 2 brani, poi arriva la fine della puntata e quello che arriva adesso è una collaborazione tra Steve Dekay e Sean Turby, che però per l'occasione, io non so se è una traslitterazione che hanno sbagliato a scrivere, però in questo caso si chiama Sean Turby, invece di Ruby è Turby, vabbè. E il brano si intitola Anthemic Voices. Música en sesión. DJ Sigma in Nightlife Sessions with Sigma.
Anthemic Voice, il titolo azzeccatissimo, le voci che creano un tema, no? Perché ovviamente tra i vari cloni di Frankie F e quelli di Aria, insomma, vabbè, ci sono stati tanti brani che hanno usato la voce come per generare un tema melodico. Comunque questi erano Steve, Dekay e Sean Turby. Arriviamo all'ultimo brano di questa settimana, il progetto si chiama Bennett e il titolo è Holy Place. In console. Sigma. Welcome to Nightlife Sessions. Nightlife Sessions. Faith's warm embrace in this sacred space. This is our holy place. Base. Era Holy Place, posto sacro, quindi vabbè, in perfetta sintonia con quello che sta succedendo in questi giorni, qui a Roma soprattutto. E il progetto era Bennett ed era l'ultimo brano per questa settimana. Avete ascoltato Nightlife Sessions 371, appuntamento la settimana prossima. Ciao!